Ore 7:40 stazione di Padova. Era essa, come si può vedere nelle immagini girate da Stefano Miotti, rappresentante del Comitato Pendolari dell'Alta, ai binari 7 e 8, quelli dove arrivano i treni della linea Bassano-Padova, Padova-Treviso via Castelfranco, Padova-Castelfranco, Montebelluna. Da quasi un anno, segnalano i viaggiatori, studenti e lavoratori, è chiuso uno dei due accessi che collega il sottopassaggio alla piattaforma dei binari 7 e 8. Interminabili i lavori e la lettera inviata per ben 3 volte ai responsabili di RFI non ha ancora ricevuto una risposta. Da qualche settimana è rotto anche l'ascensore della piattaforma, cosa che aggiunge disagi ai disagi, in particolare ai passeggeri con difficoltà motorie. Ogni mattina arrivano nella città del Santo treni con 500-600 persone, ci segnala il Comitato Pendolari dell'Alta Padovana, che definisce questa situazione inqualificabile per una stazione come quella di Padova.